cuore dell'Abruzzo, adagiata sul declivio del Monte Calvario, sorge a 1360 metri sul mare Pesco Costanzo, l'antica Pesco Costanzi, Rocca di Costanzo, fondata dall'imperatore romano nell'anno 361. È tuttavia certo che la località fu precedentemente sede di popolazioni primitive, come attestano ruderi di mura megalitiche rinvenute nell'antico fortilizio, e successivamente di civiltà più progredite, di cui restano tracce di tronchi nell'antica strada Minuccia, poiché Pesco Costanzo, detto l'isola d'Abruzzo, fu sempre sicuro rifugio di genti desiderose di conservare la propria indipendenza. È noto comunque che il vasto altipiano fu un tempo il centro del Sannio, il cui bellicoso popolo tanto a lungo e validamente lottò contro i forti romani. Oggi Pesco Costanzo è un quieto e laborioso paese, sopravvissuto attraverso i secoli a terremoti, pestilenze, assalti di briganti e in ultimo al tremendo passaggio della guerra in Italia. Vi si respira un'aria di dignità e di fierezza, quella stessa fierezza tramandata di padre in figlio dalle più remote origini, la cui sintesi era chiusa nel motto del paese, sui domina, padrone di se stesso. E la popolazione è sempre la stessa di un tempo, semplice, sobria, ma fiduciosa nei propri mezzi, nel proprio ingegno, nella propria operosità. Oggi, come in passato, gelosa custode di una tradizione di autonomia che investe ogni campo di attività, dall'arte alla cultura, dall'agricoltura all'artigianato. Tradizione che si perpetuerà nel tempo ad opera di questi ragazzi, oggi intenti ai loro innocenti svaghi, domani uomini che con la loro feconda laboriosità sapranno tener fede al loro mandato. Della travagliatissima storia di Pesco Costanzo rimangono alcune vestigia che rivelano una grande fioritura d'arte in epoche diverse. L'architettura qui vanta monumenti di notevole pregio ed è spesso ispirata al culto. Il monastero delle Sepolte Vive, su cui si notano ancora le finestre finte. La cattedrale del paese, il cui portale quattrocentesco sopravvisse miracolosamente al terremoto del 1456. E numerose altre chiese, talune ben conservate, altre che, sebbene danneggiate dai sinistri che colpirono il paese, ancora conservano i segni dell'antica bellezza. Il convento di Gesù e Maria dei Francescani Riformati, la cui mistica pace invita alla meditazione e alla preghiera. Al di fuori delle sue austere mura ferve l'operosa vita quotidiana di Pesco Costanzo, nelle caratteristiche botteghe di tipo spagnolo, dalle porte di ispirazione pompeiana. Al mercato, nel macello. Una vita semplice e pittoresca che si svolge in una serena tranquillità che dell'inquieto passato reca soltanto il retaggio più bello, le opere d'arte e il volitivo carattere di una gente. L'artigianato è l'attività più efficiente e caratteristica del paese, anche questa frutto di un'antica tradizione. Dai lavori più semplici, come quello del cordaio, dai più duri, quale quello del fabbro che forgia il ferro incandescente picchiando sull'incudine, fino a lavori di oreficeria in cui l'abilità fa a gara con la pazienza. Si lavora la filigrana d'argento ed oro servendosi degli stessi mezzi rudimentali di tanti secoli or sono. Nulla è cambiato. Non gli strumenti, non gli uomini
eredi integrali dell'abilità e della meticolosa precisione dei loro predecessori. Uno ad uno fabbricano i tenui e quasi impalpabili fili d'oro e d'argento, per poi confezionarne con sorprendente velocità e buon gusto oggetti e monili che adorneranno degnamente la bellezza femminile. Chi mai, osservando uno di questi graziosi lavori, potrà valutare interamente l'oscura e paziente fatica dell'ignoto artefice? Anche a Pesco Costanzo, come in numerosi altri paesi d'Abruzzo, il costume ha le sue particolari caratteristiche e le donne, naturalmente, sono le prime a sostenerne la tradizione. Ma a proposito di mode femminili, il posto d'onore può essere dato senz'altro al più celebre artigianato che sia praticato in Pesco Costanzo, il merletto. La lavorazione di esso sembra sia stata qui introdotta dai maestri comacini, lombardi immigrati dopo il terremoto del 1454. Tale attività è talmente diffusa che si può dire non esista donna in paese che non si sia provata a lavorare il merletto. Esiste anche una scuola della specialità in cui le più giovani vengono addestrate alla difficile arte dalle più anziane ed esperte. Qui una veterana si produce nel tombolo. Dalle mani abilissime, come per incanto, vien fuori l'opera dai disegni leggiadri e dalla simmetria perfetta. Facile, non è vero, signora? Ci si provi un po'. È un lavoro che richiede abilità e gusto non comuni e soprattutto una pazienza a prova di bomba. Fuori del paese, nel mistico silenzio della natura, si svolge il quotidiano lavoro dei campi, con una serena tenacia che supplisce almeno in parte alla carenza di adeguati mezzi di sfruttamento e alle difficoltà tecniche derivanti dall'altitudine. Ai piedi della grande montagna ed a sua volta dominante il vasto altipiano, circondata da pinete e da folti boschi, vive Pesco Costanzo, isola d'Abruzzo. Un piccolo mondo nel mondo, una gente mite, operosa e forte, orgogliosa del suo passato, fiduciosa nel suo avvenire.